Buonasera, oggi al Gioco del Mondo andiamo letteralmente in orbita con una donna, concedetemi di dirlo, straordinaria. Lei è una luminare dell'ingegneria aerospaziale e ha firmato alcune missioni spaziali che passeranno alla storia. E pensare che si è laureata in un politecnico in ingegneria aeronautica, perché l'ingegneria aerospaziale ancora non c'era, in una scuola che non aveva nemmeno i gabinetti per le donne, erano tutti uomini, gli studenti. E pensare che lei ha avuto anche il tempo di crescere 5 figli. E allora diamo il benvenuto, buonasera, alla luminosa e direi vulcanica signora delle comete, Amalia Ercoli Finzi. Buonasera, benvenuta. Il piacere è tutto mio. Una signora delle comete che è nata a Gallarate e quindi a due passi dalla Svizzera. Sì. Era nei suoi radar la Svizzera, lo è stata nella sua famiglia, i primi anni veniva magari con i suoi genitori in Svizzera. Sì, in realtà quando io ero proprio piccola vedevo la Svizzera come un mito, perché c'era la guerra e invece in Svizzera c'era la pace, e a me sembrava una cosa meravigliosa. Poi dopo, crescendo, in Svizzera sono sempre arrivata intanto per comprare il cioccolato, che è famosissimo e che mi piace tanto, e che poi perché la Svizzera è un paese veramente molto 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 bello, montagne meravigliose. Mi ha detto che è passata da Cantello, sì, venendo, giusto perché passeremo il Cantello, sì, perché a Cantello c'era la casa dei miei nonni, e quindi io lì ho passato le vacanze, ho passato tanta parte della mia vita, e io conservo per il paese di Cantello proprio un affetto speciale. Allora, gli asparagi di Cantello li lasciamo un attimo e invece veniamo al Gioco del Mondo. Amalia Ercoli Finzi, la morte. Perché ha scelto come pedina la morte? Perché anche da bambina io ho sempre avuto un pensiero della morte, ma non come conclusione della vita. La morte è soltanto un passaggio, e adesso che sono vecchia ci penso anche di più, anche se penso che la morte dopo una vita come la mia è solo un momento di pace. Io vivo benissimo, ho vissuto le mie 3 vite benissimo, e quindi la morte sarà semplicemente la conclusione, e poi potrò capire una quantità di cose. Una curiosa come lei, ma da scienziata, lei si spingerà nell'aldilà a vedere, a trovare i morti. A trovare le spiegazioni ai tanti perché che io mi pongo. E spero Padre Eterno, mi dovete dire tutto. Allora, partiamo con il dado. Amalia Ercoli Finzi, ogni tanto sbagliano, è Amalia Ercole Finzi, ma succedeva anche a Rita Levi Montalcino, cioè non ci formalizziamo su queste cose. Dado? Il dado. Facciamo un 5. Prego, in quella 2, 3, 4, 5. Siamo sulla casella proibita. La casella proibita è una casella che parla di buio. È caratteristica dell'uomo, voglio dire, da Ulisse a Yuri Gagarin fino a Samantha Cristoforetti, quella di voler sondare l'ignoto, il buio. Però abbiamo anche un buio nel nostro cuore, quella casella parla più che altro di quello. Lei... No. Io proprio buio nel cuore, devo dire la verità. Io ho sempre avuto luce nel cuore, e devo dire di più. Io alla sera, prima di addormentarmi, faccio l'analisi, non è un vero esame di coscienza, faccio l'analisi di quello che mi è capitato nella giornata, e individuo sempre le cose buone che mi sono capitate. Soprattutto queste cose buone, questo pensiero mi aiuta la mattina dopo quando mi sveglio. Quindi io mi addormento nella luce e mi sveglio nella luce. Quindi per me il buio non esiste. Casomai il buio ha il suo fascino, perché quando si guarda il cielo noi vediamo le stelle, ma le stelle vivono nel buio, e quindi questo buio profondo, che è poi quello che vedono gli astronauti quando sono, ecco, ci dà l'idea che siamo in un universo meraviglioso, universo in espansione, del quale conosciamo pochissimo, non solo, ma conosciamo pochissimo anche del nostro povero sistema solare, che peggio di così non potremmo essere combinati. Il nostro Sole è sistemato nella nostra galassia praticamente in cantina, no? Al piano inferiore, ed è lontano dal centro, quindi messi peggio di così. Quindi non siamo al centro dell'universo, noi come uomini. Ma perché allora Amalia Ercoli Finzi, perché una ragazzina di Gallarate ha cominciato a desiderare, un po' come quelle persone che ho citato prima, di guardare, di spingersi
in quel tipo di buio? Perché l'attratta quel buio? La curiosità di sapere come funzionano le cose e che cosa c'è al di là di noi. Guardi, ancora adesso la domanda che mi fa più piacere è quando mi domandano se ci possono essere degli altri esseri intelligenti nell'universo. Ecco, io me lo sono sempre posta questo problema. Ci saranno degli altri, sono sicura che ci sono, certamente, statisticamente almeno siamo certi che ci sono. Collaborare con loro, mettersi in contatto con loro è veramente la cosa difficile per via delle distanze. Dei tempi tecnici. Non mi spaventa, i tempi tecnici per arrivarci. La curiosità che era poi quella di capire intanto come funzionano le cose. Io dico sempre che io sono un ingegnere nato. Ingegnere nato perché più che non tante cose che considero inutili, mi interessava delle cose che venivo mano a mano incontrando nella mia vita, capire come funzionavano. E quindi ne ho fatte di tutti i colori, smontando e rimontando per cercare di capire questo, il segreto del movimento delle cose. E in molti casi ci sono arrivata. Ma c'era un esempio in famiglia, suo padre, sua madre cosa facevano? No, dunque mia madre insegnava e anzi nella mia famiglia c'era un vero rispetto per la cultura e io sono grata ai miei genitori di avermi fatto studiare una cosa complessa come l'ingegneria al Politecnico di Milano, che non era ai miei tempi, io sono vecchia, ai miei tempi non era normale che una ragazza si e il bagno non c'era, è vero? No, il bagno non c'era, non c'erano i bagni per le ragazze. E come si faceva ad andare a fare la pipì? Allora, il problema vero era che c'erano i bagni per gli uomini, ma che avevano fuori tutta quella fila di orinatoi che sinceramente rendeva un problema. Allora c'era qualche dipartimento in cui c'era il bagno per le segretarie o altro e lì gentilmente mi ospitavano. Adesso ci sono. Adesso ci sono i bagni unisex e quindi va benissimo. Anche perché lei da capo dipartimento del Politecnico di Milano ingegneria aerospaziale voglio l'ho fatti mettere bagni per bene. Per bene. Andiamo avanti con il dado e stavolta facciamo un 4, l'aiuto ci arriva 2, 3 e 4. Si ricorda di voltare la casella così siamo stati sul signor. Ecco, se ce la fa, se ci arriva. Dove siamo? Sulle ricchezze. Voilà. E anche il mio omino deve stare qua. Va bene, perfetto. Siamo sulle ricchezze. Sì, è una scienziata di soldi, ne maneggia parecchi. Comunque maneggia sempre i soldi degli altri. Maneggia sempre i soldi degli altri, perché parliamo dello spazio, le missioni spaziali sono costosissime. Non solo, ma siccome sono uniche, i soldi dedicati alle missioni spaziali vanno adoperati proprio bene. In realtà è un po' un mito che sono così costose, perché se si divide il costo della missione per gli anni di durata della missione, che spesso sono 20-30 anni, qualcosa di genere, e per il numero di persone che hanno collaborato, quindi gli abitanti dei paesi che hanno collaborato a questo, ci si rende conto che non è un grande un caffè all'anno ad abitanti, una cosa così, per andare poi ad esplorare lo spazio. Un caffè all'anno. Sì, però sono tanti soldi. Il progetto Horizon 2020, lei mi sembra la delegata italiana, sono 2 miliardi per esempio. 2 miliardi, insomma ci sono un po'. Ma lei con che idea di soldi è stata educata e poi è cresciuta? Perché una cosa sono i soldi pubblici, una cosa i soldi che uno ha in tasca. Purtroppo mi hanno educato a dare poca importanza ai soldi, dicendo che le cose che contano nella vita sono altre. E guardi, lo dico anche proprio per le missioni. Quello che, se lei vuole fare una grande missione, prima deve avere l'idea. Quindi quello che conta è il progetto. Poi deve avere le persone. E per ultimi arrivano i finanziamenti. E quando c'è una buona idea e persone capaci, i soldi si trovano. Ma la conoscenza scientifica rischia di uccidere la conoscenza poetica? Voglio dire, Posso interromperla? Sì. No, non è vero. I poeti si va sulla Luna, ma i poeti continuano ad esistere, a ispirarsi alla Luna. Assolutamente, ma non solo. Le persone che si occupano di scienza, spesso, almeno molte di quelle che io ho conosciuto, hanno una capacità poetica interna eccezionale, perché chi fa il mio mestiere deve avere anche tanta fantasia, deve avere anche un approccio con la realtà che noi possiamo avere morbido soltanto se siamo io comunque ho scritto delle poesie, quindi sono veramente? Contenta. Ispirate sono a cosa? Si può... No,
Allora, le mie poesie che sono lo strambotto, io mi sono occupata sempre strambotto, una forma poetica del Rinascimento. Le mie poesie sono sempre ispirate a qualche cosa di divertente. Ho una grande riconoscenza per quelli che mi hanno fatto ridere, mentre persone che mi hanno fatto piangere ce ne sono state tante, ma in realtà per loro ho poca riconoscenza veramente. Sì, a volte si possono temere di più i vivi dei morti. Può dirlo. Posso dirlo questo? Dirlo. Questa, La Signora delle Comete, ma poi è la nostra interpretazione di Amalia Ercoli Finzi con il Rossetto, siamo in un ambito così, c'è poesia, scienza, soldi, c'è tutto, quello che lei ha fatto. Conoscenza, ridere, piangere. Conoscenza, ridere, piangere, occuparsi degli altri, avere la consapevolezza che quello che si sta facendo serve all'umanità. Ecco, questo è quello che dà la vera ragione per vivere. Io credo che vivere per se stessi, considerato che siamo già niente nell'universo, niente nel sistema solare, una cosa, vorrebbe proprio dire immiserirsi. Quello che facciamo deve essere una piccolissimo granello che però aiuta l'umanità a migliorare. Bene. Amalia Ercoli Finzi, andiamo avanti, professoressa. 4, va bene, qui l'aiuto io 1, 2, 3, 4, eccoci, siamo sulla libreria. Libri? I libri è anche una bella cosa, insomma. Spettacolare. E c'è un libro, tra l'altro, perché io ho parlato della Signora delle Comete, non a caso, perché Tommaso Tirelli ha scritto un libro intitolato proprio La Signora delle Comete. Protagonista è lei, pur declinata, con accenti un po' gialli, La Signora delle Comete, che si chiede cosa ci sarà. È un libro interessante. Un libro interessante che vale la pena di leggere, secondo me vale la pena, e che dà quest'idea della missione, della missione cometaria della quale mi sono occupata in modo, come dico, con risvolti un pochettino gialli. Allora, secondo me il leggere è una cosa spettacolare, completamente diversa perché dal guardare. Guardare, avere un'immagine, avere una bella immagine è una cosa meravigliosa, no? Ci arricchiamo con l'immagine, ma il leggere è qualche cosa di più. Il libro spalanca una finestra. Nel momento in cui lei legge una frase, immediatamente ricostruisce l'ambiente in cui questa frase è ambientata e diventa padrone di questo. E quindi genera immagini anche la lettura. Allora, io ho sempre avuto una passione per la lettura, tant'è vero che ho bruciato un lenzuolo. Cioè in casa mia, da bambina, non era consigliato di leggere a letto perché davo fastidio, leggevo fino a tardi. Allora avevo una piccola lampadina che portavo al di sotto del lenzuolo e sotto il lenzuolo con la lampadina riuscivo a leggere. E una volta purtroppo ho minacciato di non si ricorda che libro era? Assolutamente sì, Capitani Coraggiosi. Capitani Coraggiosi ha formato il mio modo d'essere. Ho sempre ammirato le persone che hanno coraggio. Guardi che avere coraggio è difficile. Era difficile nel passato, ma è difficile anche adesso, in tempi come i nostri. Ed è più difficile da donna avere coraggio, perché Amalia Ercoli Finzi è come Rita Levi-Montalcini, come Samantha Cristoforetti, come Marie Curie, come Margherita Hack. Sono donne che si sono imposte in ambienti prevalentemente maschili e di conseguenza di riflesso penso anche maschilisti, senza avere dei modelli a cui ispirarsi. Quindi voi avete fatto da rompighiaccio del pioniere nei vostri settori. Assolutamente. Queste sono le capitane coraggiose. Proprio io lo dico, che io quando ero una ragazzina io pensavo di fare qualche cosa di speciale, un bel mestiere, quello che mi piaceva, e quindi guardavo sempre il cielo, questo è sicuro. Ma volevo anche una famiglia, quindi io volevo mettere insieme un mondo femminile come quello dell'avere una famiglia con quello invece della professione. E non avevo esempi. Perché per esempio la mia grande amica Margherita in realtà non aveva famiglia, lo stesso la Levi-Montalcini, la grandonna Levi-Montalcini, così. E io volevo mettere tutte e due le cose insieme. Ci sono riuscita e per questo mi considero nel mio piccolo un modello per le ragazze. Si può fare, non è facile, richiede grandi capacità organizzative, perché soprattutto bisogna saper dare importanza alle cose importanti. Quello che non le hanno lasciamo andare, non sono cose che ci toccano, però si riesce utilizzando dei metodi. Per esempio in una famiglia grossa come la mia non si possono dare ordini.
tutto quello che si ha deve essere condiviso. Le scelte condivise, perché quando la famiglia intera ha scelto una cosa, allora è sicuro che tutti si adeguano. Non è stato facile. Quindi lei si divideva fra lo spazio e la lavatrice, brutalmente detto. Con 5 figli di magliette da lavare ce ne sono, di pasti da servire in un anno ce ne sono, numeri da Guinness quasi. Ce ne sono per una ha fatto tutto da sola? Dunque, io ho fatto con l'aiuto quelle signore, quelle persone che mi hanno dato una mano, che erano le ragazze che mi aiutavano, e ne ho cambiato 32. Ne ho cambiato 32 perché 5 figli vuol dire un mondo. È chiaro che poverette non sopravvivevano, in molti casi non sopravvivevano, però il problema della lavatrice era un problema davvero, per 2 ragioni. Intanto perché c'era tanta roba da lavare, io dico sempre 49 paia di mutande alla settimana, che non sono mica poche, eravamo in 7, quindi 49 paia, non sono poche. Ma poi perché i ragazzi, i giovani, si sporcano tanto. Mi ricordo che quando dopo le uscite scout tornavano a casa e si facevano le cosiddette abluzioni, quindi il bagno, a metà bagno bisognava cambiare l'acqua, perché erano talmente sporchi che bisognava risciacquarli. Ecco, è tutto dire. Vedi dove siamo arrivati con la libreria, ma adesso con il lancio del dado andiamo in un'altra orbita. Dove? E andiamo sullo specchio. Qui abbiamo già. Lo specchio è proprio l'oggetto un po' della vanità femminile. C'è qualcosa. E maschile anche. Mi lasci dire. È maschile, più maschile che femminile, forse, vabbè. Non lo so, certamente ci sono uomini che ci tengono molto e va bene, si guarda allo specchio. Come donna sì. Il tacco. Ecco, io non sono. Sì. Devo dire che gli specchi sono soprattutto adatti per le persone molto belle, molto gradevoli e così via. Io nella mia famiglia non ero questa. La bella era mia sorella che era veramente bellissima, aveva preso da questa bisnonna che era bellissima e quindi e tant'è vero che quando ci presentavano, mia madre presentava sempre mia sorella per prima. Poi presentava me e diceva ma questa è intelligente, e offendeva due persone in una volta sola, sì, però voleva soltanto dire che mia sorella che era molto bella. Allora, nello specchio, io per la verità ogni tanto mi guardo allo specchio perché mi faccio le prediche. Non sempre sono contenta di me, né di quello che faccio, né di quello che ho fatto, di quello che sto facendo. E allora nello specchio dico, Amalia, qua bisogna cambiare un po' rotta, bisogna fare così. E quindi è un interlocutore. Una cosa buona l'ha fatta sì. Con il suo capolavoro, che è la missione Rosetta. Sì. Ora noi saliamo a bordo di Rosetta idealmente. Proviamoci. Ci abbiamo provato. Spettacolare. Ci siamo arrivati non vicini, con qualche licenza poetica, però abbiamo cercato di raccontare. Tanto avete raccontato questa cometa che è bruttissima, poveretta, perché nasce da 2 comete che, avvicinandosi lentissimamente, praticamente con la stessa velocità, si sono baciate e a un certo punto si sono fuse.
e quindi è fatta da due corpi e questo ci ha creato dei problemi enormi, soprattutto sull'atterraggio, sull'accometaggio, perché avendo una forma così strana, trovare il punto giusto per scendere è stato difficilissimo. Ecco, lì ci siamo arrivati, lì abbiamo fatto un capolavoro. Perché l'umanità è andata per la prima volta, per la prima volta l'umanità si è posata con un oggetto prodotto dagli uomini su una cometa ed è un progetto che porta la sua firma. Perché siamo andati su quella cometa? Allora, in generale, questo vale per tutte le missioni, è la curiosità, il conoscere, no? Il desiderio di conoscere, di capire come sono fatte le cose, quindi il conoscere. In questo caso della cometa noi volevamo invece avere una conoscenza speciale. La cometa nasce col sistema solare, queste tutte le comete. 4 miliardi e mezzo di anni fa. Questo vuol dire che le comete che stanno al freddo hanno conservato le caratteristiche primordiali del sistema solare. E quindi noi, leggendo la cometa, leggiamo il sistema solare come è nato e confrontandolo per esempio con la Terra di adesso possiamo capire le modificazioni che ci sono state, i cambiamenti che ci sono stati. Il problema è stato che questa missione è un capolavoro dal punto di vista tecnologico, ma anche il grandissimo successo. Noi siamo atterrati morbidamente su un corpo che era a 500 milioni di chilometri di distanza e ci siamo atterrati con errore piccolissimo. Dopo quanti anni di Dopo 10 anni. 10 anni 10 anni di viaggio. Infatti qui si è visto la partenza che era il 4 marzo del 2004 e noi siamo atterrati nel novembre del 2014, quindi dopo 10 anni di viaggio. Come si fa a riattivare il materiale di bordo, la sonda, il trapano? Io avevo il mio strumento che è arrivato là e io sono orgogliosissima di aver portato un pezzo d'Italia sulla cometa. Allora, si parla con lo strumento. E io le dico il vero che tutte le volte che davo il messaggio per colloquiare con lui, certo, il mio strumento mi rispondeva ready. E a me veniva da piangere, perché era proprio parlare con l'oggetto che stava andando lontano. E ce l'abbiamo fatta fino in fondo. Lì l'Europa è stata bravissima perché siamo atterrati morbidamente, cosa che per esempio su altri pianeti non siamo riusciti a fare. Speriamo adesso di diventare. E poi c'è anche su Zampino, sulla missione Giotto, che ha avvicinato la cometa di Halley, che viaggiava a 250.000 km all'ora. No, noi l'abbiamo intercettato a 245.000 km all'ora, distante abbiamo fatto boom, e gli siamo passati vicino e abbiamo visto per la prima volta il nucleo. L'abbiamo visto abbastanza vicino, siamo passati bene. E il nucleo della cometa è nero, è un diamante nero di ghiaccio, nero perché ha un albedo molto basso e quindi praticamente non riflette la luce del sole. Come era la nostra cometa, tutto nero e ci siamo arrivati sopra. Ma a Padova, alla Cappella degli Scrovegni, Giotto ha dipinto nell'Adorazione dei Magi, c'è la presenza di una cometa. Proprio la cometa di Halley. È la cometa di Halley, quindi Giotto ha visto la cometa di Halley e quando l'ha rappresentata, la cometa dei Re Magi praticamente, cioè lui l'ha rappresentata nell'ambito della visita dei Re Magi, l'ha rappresentata con la forma vera, quando invece la forma canonica era quella di una stella con la coda e così via. Invece se si va a guardare, lì si impara come un grande artista come Giotto, che non solo era un grande artista ma era un grande osservatore e quindi era cosa. Bisogna andare a vederlo. Bello ricordare questi geni nel 500° tra l'altro della morte di Leonardo da Vinci, un altro che con le macchine ci sapeva fare. Assolutamente. Invece col dado no, la sua vita lei la passa a calcoli matematici, a prevedere queste distanze, questo tempo incredibile, e qui il dado invece è del tutto casuale. La casualità cosa che noi facciamo è quella cosa che facciamo un 2. Dove Dove andiamo? Facendo il 2 andiamo sulla stazione ferroviaria. Ma lei come viaggia? Dico, lei che è esperta fra le altre cose, sì, di sonde, di missioni spaziali, c'è anche un teorema che porta il suo nome, sui fluidi non newtoniani. Fluidi sì, che si comportano in una maniera un po' strana. Interfacciali, raggi X, gravità, lei fa tutte queste cose. Allora, mi piace che si parli di ferrovie per questa ragione. Sì. La ferrovia è uno dei campi in cui la tecnologia ha fatto più vantaggi. Se si pensa che
la prima locomotiva che è passata da Ragusa ha radunato una quantità enorme di persone e viaggiava a 80 km all'ora, 50 km all'ora, adesso abbiamo treni che viaggiano a oltre 500 km all'ora. E questo mi dà un'idea di parlare delle donne. Perché nella tecnologia noi abbiamo fatto grandissimi vantaggi. Le donne sono sempre state escluse dalla tecnologia. La tecnologia è l'ultima roccaforte degli uomini. E dicono, fate un altro mestiere, la cura delle donne. Non è vero. Le donne sono adattissime a occuparsi di tecnologia. Abbiamo una capacità, un modo di pensare che ben si adatta non solo alle tecnologie, ma alla nuova società che abbiamo adesso, una società che ha bisogno dell'attenzione per gli altri, ha bisogno dell'intuizione, una società multietnica. Una società che però vede l'avanzata di antivaccinisti, di complottisti, di terrapiattisti. Visto un documentario, sono milioni nel mondo le persone che credono e pensano che la Terra sia piatta. E c'è donna, uomo che sia, lo scienziato, un po' come il medico, un po' come il prete, un po' come l'insegnante, ha perso prestigio sociale? No. No, non è questo, è il fatto che il mondo degli ignoranti è un mondo vasto, soprattutto di gente che si fa influenzare. Ti dicono la terra è piatta perché la vedi, questo pavimento è piatto, effettivamente a questo punto si dice no, riuscire a fare un piccolo salto di qualità. Io penso che noi dovremo certamente aiutare le persone a avere senso critico, e questo si può fare. Si può fare con l'educazione. Con l'educazione, io educatamente le chiedo di lanciare ancora il dado. Sa che rischiava di... Allora, 1, 2, 3 e 4. Siamo sul viale del tramonto. Un po' abbiamo accennato comunque al fatto che il tempo va avanti, o almeno che per tutti uguale, o almeno che ci si trovi nell'orizzonte degli eventi di un buco nero, e lì il tempo passa in modo differente. Abbiamo questa missione che sta arrivando adesso proprio all'orizzonte degli eventi, speriamo di recuperare qualche informazione su questo, e il mistero dei buchi neri. Cosa c'è dentro un buco nero? Ecco, la cosa che mi piace tanto è che quando noi abbiamo la sensazione di una massa che viene mangiata da un buco nero, nel momento in cui questa massa viene mangiata piange, e noi abbiamo queste lacrime sotto la forma di radiazione X che non riusciamo a recuperare. Quindi noi vediamo queste lacrime di una massa che viene mangiata, che è una cosa meravigliosa. Mangia e piange. Mangia e piange. Cosa possiamo trovare al di là? Non si sa niente. Certo. Però il tempo lei lo fermerebbe potendo. Il tempo potrebbe invertirsi e quindi potremmo ritornare giovani. Sto bene l'età che ho. Sta bene così. Sto bene l'età che ho, non mi preoccupo. Anzi, rifacendo, perché lei ha detto ho fatto 3 vite. Perché dice 3 vite? 3 vite perché tutti dovrebbero avere 3 vite. Io le ho avute. La vita affettiva, che è la cosa più importante. La mia famiglia, che considero il mio capolavoro. La vita professionale, che qualunque sia il livello di professionalità può dare molte soddisfazioni se ben vissuta, e poi una vita propria. Noi dobbiamo avere il nostro giardinetto nel quale coltiviamo le cose che ci piacciono, e soprattutto dobbiamo in questa vita nostra avere un obiettivo chiaro, il faro, no? Il faro al quale puntare. Magari la barca con cui puntiamo può fare delle deviazioni, però se abbiamo il faro ci arriviamo. Ma Dio può essere il faro? Per me sì. Per me, io sono credente. Cioè la scienziata crede in Dio? Io sono credente, la fede. La fede non è illogica, la fede non è contro la logica, la fede ci riesce a dare risposte alle cose che la logica non ci spiega, e quindi per me va benissimo. Io col Padre Eterno ho un buon rapporto, non sempre mi dà ascolto, però devo dire che andiamo d'accordo. Davvero. Bene. Ecco, lei invece lassù non ci è voluta mai andare. Mai. Nello spazio? No.
No, devo dire la verità che avrei potuto andarci una volta, mi era stato detto di concorrere, più che altro per il peso, perché siccome quello che costa è il peso lanciato, io sono 45 kg, quindi effettivamente costavo poco, ecco. Però il no, perché se lei si è laureata nel 62, nel 62, però l'anno accademico, se non sbaglio Yuri Gagarin è nel 61 che è andato, cioè l'uomo è andato nello spazio. Grande missione, grande eroe Yuri Gagarin, e probabilmente lo ricorderemo sempre proprio per questo. Devo dire che era il periodo in cui i russi hanno avuto tutti questi grandi successi, primo lo Sputnik, primo fra tutti, e poi dovuto a Korolev che l'ha progettato, no? E poi Gagarin che ha dimostrato che si poteva non solo essere lanciati non è un vero problema, il problema è ritornare sulla Terra, e lui ce l'ha fatta. Ma erano più bravi gli americani o i russi? In questa lottizzazione politica dello spazio? In quell'epoca i russi hanno consentito lo sviluppo dell'attività spaziale. Senza di loro non saremmo a fare adesso quello che stiamo facendo. Ma sulla Luna ci siamo andati? Sì, certo. Sì. E su Marte ci andremo? Su Marte ci andremo, le dico anche una data. Ci andremo con un equipaggio, perché andarci con i robot ormai è una cosa... No, dobbiamo mettere il semaforo oramai su Marte, perché ce ne sono talmente tanti che... No, ci andremo con un equipaggio, e questo sarà un grandissimo successo. Ha detto la data? No, nel 2037. 2037. 37 è un bellissimo numero, quindi 2037 ci arriveremo. 2037. Ci vedremo qui nel 2037. No, io non ci sarò qua. Ma sarò là direttamente su Marte ad aiutare quelli che stanno arrivando, e qualcuno deve dargli bene una mano. Bene, e questa era la signora delle comete, Amalia Ercoli Finzi. Grazie di cuore davvero per essere stata con noi. Piacere, è stato tutto mio. Siamo riusciti anche a riassumere 10 anni di viaggio in un minuto. Complimenti al regista Fiorenzo Mordasini. Grazie. Grazie. E grazie anche a voi. Ci rivediamo la settimana prossima. Buona serata.